Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora dobbiamo chiedere scusa ai nostri ascoltatori perché in questa 2 giorni delirante tra piazze di Repubblica pagate coi soldi dei contribuenti, crisi di nervi in aula alla Camera perché la Meloni ha toccato il manifesto di Ventotene, anzi in realtà si è limitata a citarlo, quindi crisi di nervi con coda di paglia, eurodeliri in prima serata di Roberto Benigni per cui l'Unione Europea è la più grande impresa dell'uomo degli ultimi 5.000 anni. Ci eravamo persi una cosa invece assai rilevante, assai urticante, che non può passare in cavalleria e quindi ve la riferiamo e la commentiamo, crediamo nell'unico modo in cui si può commentare. Si tratta di una frase che ci ha sfornato John Elkann davanti al Parlamento. Sapete che è stato a illustrare, diciamo, i piani, supposti piani di Stellantis, soprattutto per l'Italia che non verrà mai abbandonata. Lo è già stata da anni, ma come dire, si imbastisce sempre questa commedia per cui i vertici e i padroni di Stellantis dicono che non faranno mai una cosa che hanno già fatto da tempo. In ogni caso il virgolettato che supera la soglia dell'accettabile è il seguente: l'Italia e la Fiat, oggi Stellantis, sono cresciute insieme. Sì, dipende in che senso. E vediamo cosa dice, cosa ha detto Elkann dopo. Senza di noi l'auto in Italia sarebbe scomparsa da tempo. Ora, per la verità, la storia recente e non recente di questo paese, dell'industria automobilistica di questo paese, ci permettiamo di dire, dimostra il contrario. Dimostra che senza l'Italia e i soldi dei contribuenti italiani, la Fiat e poi Stellantis sarebbero finite da tempo. Questo per onestà veramente cronachistica e storica, perché voi sapete, d'altronde il nonno Gianni Agnelli, il patron, il re di Torino dell'auto italiana, lo teorizzava tranquillamente pubblicamente, per cui il dogma dell'allora Fiat era privatizzare gli utili e socializzare le perdite. Così si è mossa la Fiat nei lunghi anni all'interno di questo, diciamo, strambo capitalismo di relazione o capitalismo di Stato all'italiana. In tempi più recenti non è che l'andazzo sia cambiato di molto, e qui riferiamo dati tra l'altro tratti da un'indagine di Milena Gabanelli, che no, giuriamo non è una redattrice di Radio Libertà, come è evidente a chiunque. Ebbene, secondo il Registro Nazionale Aiuti di Stato, da ottobre 2016, quando era ancora FCA, a gennaio 2024, sono stati versati aiuti per 100 milioni di euro. Dal 2014 al 2020, l'allora FCA sempre, che stava per diventare Stellantis, ha ricevuto contributi per 446 milioni di euro, di cui solo 263 a carico dell'azienda. Il resto, pantalone, i contribuenti, tutti noi. Come Stellantis, a partire dal 2001, il conto complessivo della cassa integrazione è stato di 984 milioni di euro, di cui a carico dell'azienda solamente 280, quindi 700 a carico di pantaloni, contribuenti italiani, tutti noi. Cosa è successo nel frattempo? È già appunto ampiamente successo quello che Elkann ha giurato non succederà mai di fronte al Parlamento, cioè si sono persi, scusate, dipendenti, posti di lavoro, stabilimenti in Italia. Nella fattispecie nel 2021 i dipendenti erano circa 52.000, oggi sono circa 42.000, 10.000 posti di lavoro bruciati, nonostante questo, come dire, afflusso di denaro pubblico, non esattamente secondario.
E questa è solo, come dire, la fotografia recente, i dati recenti, ma l'intera storia di quell'industria lì ci dice che è un'industria che ha, come dire, sempre avuto un'estrema confidenza con la longa manus dello Stato. Allora, come dire, già in Italia si è sdoganata questa stortura, no? Perché a logica di mercato vigente è una stortura, che addirittura il CAN, addirittura in Parlamento, in un'occasione insomma abbastanza solenne, che dal punto di vista della democrazia vale più persino del suo CDA. Ci dice che senza Stellantis e la Fiat l'auto in Italia sarebbe morta, e insomma poi diventa obiettivamente difficile dare torto alla Lega quando dice che le parole di John Elkann sono l'ennesima vergognosa presa in giro. Il suo gruppo è cresciuto grazie ai soldi degli italiani. Così è andata, almeno non ci si prenda in giro. Grazie a tutti e a domattina. Tra un manifesto e lo specchio. Avete ascoltato Liberamente.